Freddy Sorgato il 17 gennaio 2016 era a Marghera e il suo cellulare ha agganciato per alcune ore le celle telefoniche della zona dove lo scorso 30 gennaio è stato rinvenuto uno scheletro. La trasmissione Chi l'ha visto ha divulgato i tabulati telefonici dell'ex camionista di Noventa Padovana in carcere da 7 anni insieme alla sorella Deborah e alla tabaccaia Manuela Cacco per l'omicidio di Isabella Noventa, la segretaria di Albignasego, sparita nel nulla la notte tra il 15 e il 16 gennaio del 2016 il cui corpo non è mai stato ritrovato. Il fatto che Freddy fosse a Marghera il giorno dopo l'omicidio della donna riaccende le speranze che quelle ossa ritrovate lo scorso gennaio possano essere le sue. Freddy conosceva quel luogo di Marghera, una zona industriale vicina dei depositi di carburante per il suo lavoro di autotrasportatore, e poi la datazione dello scheletro fatta dall'anatomopatologo che stima la morte a 7 anni prima. Pare strano però che Freddy possa aver gettato il cadavere di Isabella a ridosso di una strada, anche se in un luogo piuttosto abbandonato. Un altro particolare che non coincide sono le scarpe indossate dallo scheletro, un modello di Vans color verde taglia 38, mentre Isabella Noventa calzava il numero 35-36 e la notte del delitto vestiva scarpe color nero. La risposta la potrà dare solo la comparazione del DNA disposto dalla procura.